Il nuovo anno inizia sulla falsariga di quello appena terminato al Palaverde per le Pantere dell'Imoco Volley, che si confermano la schiacciasassi del campionato italiano, respingendo al mittente l'assalto del Bisonte Firenze. Un altro bel successo per le campionesse del mondo che, pur con le assenze di Folì e De Cruyff, hanno dato un'altra prova di forza al cospetto di un Bisonte che finalmente al completo ha offerto comunque una valida resistenza al cospetto della capolista. Nel primo set c'è grande equilibrio nella fase iniziale, con le toscane, che tengono ancora in panchina le rientranti Bellien e Lazic, che fanno vedere tutta l'esuberanza del duo Nwankalo e Nweonwu, schierate insieme a sorpresa. Firenze va avanti 8-6, ma Lili Mocco decide di fare sul serio e spinge sull'acceleratore. Capitan Voloz prima si affida ai colpi al centro di Butigan e Farr, ottimi nel chiudere i primi tempi, poi alla classe di Kimberly Hill, che siglerà 6 punti nel set con il 71% in attacco. Dopo il break dell'americana, Limoco vola avanti fino al 19-12. Nwankalo tiene a galla un volitivo Bisonte, che però deve cedere le armi a Voloz e compagne, che chiudono senza penare per 25-20. Nel secondo parziale la storia è molto simile. Il Bisonte resta in gara nella fase iniziale, impedendo 2 volte a Conegliano di scappare. Ma dopo l'ace del 7-7 di Carlotta Cambi, le Pantere di casa mettono il turbo con una ricezione quasi perfetta che consente ad Asha Voloz, che sarà MVP della partita, di sbizzarrirsi a servire tutte le sue attaccanti, quasi tutte alla fine del match in doppia cifra. Quando serve il terminale è Paola Egono, 8 punti nel secondo set con l'85% in attacco, ma anche Omorui risponde bene. Nel complesso è un Imoco essenziale che non sbaglia quasi nulla e marcia implacabile nonostante i guizzi della squadra ospite, che trova buone cose da Alberti al centro ma soffre il muro giallo-blu. 25-18 il finale, siglato dalla croata Bojana Butigan. Il terzo set è un monologo di Conegliano che solo all'inizio patisce le battute dell'ex Nweonwu, ma poi si distende irraggiungibile grazie alle bordate di Egonu, 16 punti alla fine, ai colpi raffinati di Hill, che chiuderà con 13, ben imbeccate dal distributore automatico di assist che risponde al nome di Asha Voloz. Alla fine, l'unico cambio della serata per coach Santarelli è l'ingresso della giovanissima centrale classe 2003, Katia Ekl, prodotto del vivaio giallo-blu di San Donà. 25-11 l'impietoso risultato finale del terzo set, con il Bisonte che cede di schianto sotto i colpi implacabili delle attaccanti di casa, dopo aver però offerto una valida resistenza nelle prime 2 frazioni di gioco.